Il tiglio, albero sacro da 2000 anni. Del tiglio si racconta che viva quasi 1000 anni, 3 secoli per crescere, 3 secoli per vivere e 3 secoli per morire. È vero che cresce lentamente, ma solo per i primi 60 anni, e poi inizia a espandersi in altezza e larghezza, arrivando al suo massimo dopo 200 anni. Sicuramente uno degli alberi più longevi, assieme al castagno. In questi ultimi decenni, l'albero più antico e importante è forse diventato proprio il castagno nelle valli natisone, che ha un'anima maschile, come anche la quercia per il nord Europa, che in gaelico si chiama Duir, da cui deriva il nome dei druidi celtici, ma il tiglio in antichità era sinonimo di una grande forza materna, femminile, e nelle lingue slave è femmina, la lipa. Nelle valli del Natisone troviamo solo un paese che si chiama Tiglio, anticamente Lipa, al confine tra il comune di San Pietro a Natisone e Pulfero, ed è così nominato sicuramente per la presenza di vari tigli, soprattutto sotto la montagna. Dietro il paese c'è ancora un antico bosco di tigli. Paese dalla posizione strategica, in quanto posizionato in cima a una ripida salita, che nei primi del Novecento veniva affrontata dalla corriera Rosina e dal treno Cividale Caporetto con l'ausilio dei passeggeri, che dovevano scendere e spingere. Il piccolo paese di 24 case ha mantenuto le dimensioni ridotte di un tempo, con una chiesetta del 400 dedicata a San Luca, con un coro gotico del 1544 e un altare ligneo del 600. Da sopra Tiglio scendeva la teleferica per il trasporto della Marna, dalla cava di Mezzana, fino alla Tramoggia, per poi caricare i camion di Folicaldi. Questa tramoggia è solo parzialmente visibile, in quanto è stata sfruttata per costruirci sopra l'Hotel Natisone. Da Tiglio sono arrivati fino a noi i cognomi Manic, Iussa e Onesti, che però è di sicura origine veneziana. Da ricordare l'osteria sulla strada, degli anni 50 e 60, gestita dalla Kulvan e il marito Birtic. Il forno di Davide Onesti che sfornava pane prezzato in tutta la valle, e ancora oggi è presente l'azienda agricola Manic, che produce in modo artigianale formaggi e latticini, da mucche al pascolo e curate con amore dalla giovane Elisa, cosa rara di questi tempi. A Biacis di Pulfero nel 1166, per conto del tribunale di Antro, all'ombra di un tiglio, il patriarca Volrico di Treffen investì di alcuni feudi i nobili Luicarda d'Attimis ed Enrico di Manzano. Sotto lo stesso tiglio si svolgevano i processi della Gastaldia d'Antro, come nelle usanze giuridiche di tradizione germanica o longobarda. A Biacis, all'ombra del tiglio, troviamo ancora la famosa lastra protostorica di Antro Biacis, citata per la prima volta solo nel 1686 in un verbale giudiziario di epoca veneziana, in cui si fa riferimento a ben 12 giudici popolari delle vicine valli del Natisone. Oltre a funzioni istituzionali, l'area del Tiglio era anche adibita a incontri comunitari e feste da ballo, tra cui il rito della prima danza, che era un rito di iniziazione per i nuovi adulti. Ancora oggi, in Carinzia, sulle sponde del Fachersee, tale usanza è viva. Sotto il Tiglio si riunivano le vicinie, ovvero le assemblee dei capifamiglia del paese, sia nelle nostre valli che tra gli slavi dell'Isonzo nell'VIII secolo, ma è impossibile risalire alla sua origine, se sia dovuto effettivamente agli slavi, arrivati assieme agli avari nel VII secolo, oppure sia stata una tradizione nata tra i Celti dell'Alto Isonzo, presenti già più di 1000 anni prima degli slavi. Albero sacro o albero della vita, sotto il quale si riunivano i capifamiglia e le amministrazioni locali di un tempo, sia nelle valli natisone ma anche in Slovenia, in Istria e molte zone dell'Europa. Nel 1331 alcuni nobili cividalesi, fomentati dal frate inquisitore Francesco da Chioggia,
bruciarono per idolatria un albero a Caporetto, in centro al paese, ed è probabile che fosse proprio un tiglio. È credenza comune che i fulmini non si abbattano sui tigli. Per questo motivo, durante il paganesimo, pensavano che i tigli fossero sotto la speciale tutela degli dei. Pertanto veniva piantato nei pressi dei luoghi sacri e in Bosnia lo si può trovare anche vicino alle moschee. Per i germanici è l'albero della giustizia, per gli scandinavi è protettore dei villaggi e per molti popoli antichi d'Europa il tiglio è sempre stato di grande importanza, albero molto diffuso, imponente e molto longevo che garantisce un'ampia ombra con le foglie a forma di cuore, con i suoi fiori profumati e dalle proprietà terapeutiche. Una breve descrizione erborista del tiglio evidenzia l'importanza dei suoi fiori, fortemente profumati e con proprietà rilassanti, antistress, ma anche diuretico e disintossicante. Alla tisana di tiglio si può aggiungere anche camomilla, melissa, passiflora o arancio. Si può fare il bagno per un effetto rilassante, ideale anche per i bambini. Impacchi agli occhi con le garze imbevute di infuso di tiglio per la stanchezza, rossore e occhiaie. Inoltre si può usare anche come tonico per la pulizia del viso o per alleviare irritazioni e non dimentichiamo il miele di tiglio castagno, specialità quasi esclusiva delle valli del Natisone, qui, in questo angolo dell'estremo nord-est. In Germania il tiglio fa parte della simbologia nazionale in quanto si intreccia con la storia di Sigfrido, eroe epico della tradizione norrena e germanica, che dopo aver ucciso l'invincibile drago Fafnir ottiene poteri soprannaturali immergendosi nel sangue del drago. Ma una foglia di tiglio gli cade in mezzo alla schiena, impedendo al sangue di bagnare completamente il suo corpo. Sigfrido è invulnerabile e con il tesoro di Fafnir, compreso un anello maledetto, diventa ricco e potente. Poi la storia evolve in due versioni diverse, quella norrena e quella germanica. Comunque alla fine viene ucciso con un colpo di spada proprio tra le scapole. Questo è il mito di Nibelunghe, da cui nascerà la saga del Signore degli Anelli. Per i popoli slavi, bulgari, cecoslovacchi, croati, macedoni e ucraini il tiglio si chiama lipa, lepa in lituano, lipe in antico prussiano. La radice comune è leip, che si riferisce alla linfa collosa del tiglio. Molti paesi hanno nel loro nome la radice lip, già da prima dell'VIII secolo, quindi precedentemente alla conversione al cristianesimo dei popoli dell'Est. Questo elemento storico rende la sacralità del tiglio di sicura origine pagana e ancora oggi il mese di giugno del calendario, mese in cui fiorisce il tiglio, è chiamato Lipan in croazio, mentre in Polonia e Lituania corrisponde a luglio, dato che è probabile che fiorisca più tardi nei paesi del nord. Un'antica leggenda racconta che Re Matjaž, dopo la sconfitta in battaglia, venne imprigionato in una grotta assieme ai suoi soldati e tutti caddero in un sonno profondo e tale sarebbe rimasto fino a quando non fosse cresciuto e fiorito un grande tiglio davanti all'ingresso della grotta. Quando ciò accadde, il re e i suoi soldati si risvegliarono con una grande forza e affrontarono la battaglia decisiva. Dopo la vittoria, il re volle sancire la pace universale sotto il tiglio delle 7 cime, dove pose un invincibile scudo a difesa delle tentazioni del mondo. Da allora per la tradizione slovena divenne il buon re Matjaž, che regalava doni oltre a essere personaggio di fiabe e racconti. Durante la conversione dell'Est Europa al cristianesimo, la lipa, che è sempre stata femmina, si trasforma nel simbolo della Vergine Maria, e questa è forse la prova più forte a sostegno della sua sacralità pagana. Dato che la Chiesa si scomodava a sostituire un dio pagano con uno cristiano solo se lo riteneva molto venerato. Vedi la notte di San Giovanni Battista con i riti del fuoco del dio Cries, lo stesso 25 dicembre, che per i romani era la festa del Natalis Solis Invicti,
o festa del dio Mitra, e i fuochi del 6 gennaio diventati Epifania. Stai ascoltando Il Confine, Storia Nord-Est. In Croazia si crede che nella sua chioma vivano le fate, e per i paleoslavi era la personificazione della fedeltà e dell'amicizia, e guai ad abbattere un tiglio da cui si potrebbe risvegliare il diavolo. Nella leggenda greca di Filemone e Bauci, il marito si trasforma in quercia, tipico albero maschile, mentre la moglie diventa un dolce tiglio. Forse in ricordo di quella delicata storia d'amore e di venerazione per gli dei, il fiore del tiglio è diventato il simbolo dell'amore coniugale. Un altro mito greco racconta che la ninfa Filira, figlia di Oceano, viveva nell'isola del Ponto Eusino. Un giorno Crono si unì a lei, ma sorpreso dalla moglie Rea, si trasformò in uno stallone, allontanandosi al galoppo. Quando Filira ebbe partorito, si accorse che il divino neonato Chirone era mezzo uomo e mezzo cavallo. Ne provò una tale vergogna che chiese al padre di essere trasformata in un albero, e da allora il tiglio portò il suo nome greco. I greci crearono il mito di Filira perché questa pianta ha sempre evocato con il suo aspetto e profumo la femminilità, tant'è che i greci la consideravano sacra ad Afrodite. I miei ricordi vanno all'infanzia, dato che anch'io nel mio giardino avevo un tiglio che è cresciuto troppo in fretta e diventato irraggiungibile nei suoi rami, ma ricordo l'intenso profumo della sua fioritura e alcune signore del paese che venivano a raccogliere i suoi fiori per farne tisane. Il profumo di giugno era il caldo del primo sole estivo e l'umido della terra dovuto all'ampia chioma. Tutto sembrava fermarsi, l'aria era più densa e sentivo in faccia tutto quel mondo che stavo vivendo. Forte era il ronzio delle api, a migliaia, per tutto il giorno, a estrarre il polline, e tanto di questo polline sparso per terra e ammucchiato dal vento, tra l'erba da poco tagliata e l'estate che stava iniziando, negli occhi di un bambino di 6 anni, un vero incanto. Mi sembra di ricordare tutto. Musica Voyage da audionautics.com.